del territorio. Il fatto che esistano dei deputati così, che creino delle segreterie come presidi d'ascolto, come centri per aggregazione, come posti dove voler creare dei tavoli di lavoro per lavorare in maniera sinergica a determinati disegni di legge, non è un atteggiamento solito in Sicilia. Quindi io ringrazio Maglio per quello che sta facendo, l'aver voluto coinvolgere anche diversi professionisti per dare anche delle proposte qualificanti e qualificate da portare anche in seno alla Camera dei Deputati. Ritengo che sia una cosa assolutamente da cui prendere esempio. Mi viene da pensare anche l'onorevole Cengitta ha aperto una sede, l'ha aperta piccolina a Paternò, giusto? Però l'ha aperta perché a differenza di altri la nostra classe dirigente, permettimi di dire caro Tommaso, i deputati di Fratelli d'Italia, e ringrazio veramente Wanda e Giovanni per essere sempre presenti, non so come facciano, è una classe dirigente che si muove a 360 gradi, è pazzesco l'energia che mettono. Ora però, visto e considerato che dalle tue parole hai detto che una riunione come questa possa essere spunto per trovare la forza per le elezioni europee, secondo me un minuto di elezioni europee dovremmo parlarne. Io sono malato di numeri, sono laureato in economia, a me piacciono proprio i numeri, ho questa malattia. La volta scorsa la Sicilia ha preso una percentuale maggiore rispetto alla percentuale nazionale. La scommessa oggi di Fratelli d'Italia, secondo me in Sicilia, non è tanto prendere 2 o 3 seggi, quelli possono venire, ma la scommessa di una classe dirigente che oggi ha più di un raggio al sole, ritengo che sia riuscire a fare quantomeno lo stesso risultato che noi dobbiamo fare che noi faremo a livello nazionale. Quindi l'auspicio mio, e noi ci stiamo tutti mobilitando, facendo ognuno riunioni, ognuno sta cercando di creare consenso, è quello di riuscire a fare una percentuale maggiore. Non è semplice, perché la volta scorsa Fratelli d'Italia si è attestato intorno al 6,80 e noi ci siamo attestati al 7,40 in Sicilia. Stavolta, immaginando che non sia il 7,40 ma sia una percentuale molto importante, riuscire a mantenere il risultato in Sicilia non è cosa semplice, specie con dei movimenti autonomi che ci sono qui in Sicilia che comunque erodono molto consenso. A tal proposito invito tutti, qualora non so se qualcuno l'ha detto, lo dico io, giorno 1 c'è un evento importante a Roma. Siamo tutti mobilitati e credo che siano sospese tutte le attività di partito. Io ritengo che sia cosa buona e giusta andare e metto a disposizione, non so se lo organizziamo col partito o meno, la possibilità di un autobus di sole donne che possano partire. Noi ci rivediamo tutti quanti a Messina. A me farebbe piacere che da Palermo, da Catania, scusa, se lo organizzo io e Turso Somma guida, io stacco i biglietti. Dico, questo è l'auspicio, perché lo spirito deve essere anche quello di creare veramente una comunità che possa trovare momenti come questi per fare aggregazione, per stare insieme, ma soprattutto per dare un contributo a una persona come Giorgia Meloni, che poteva serenamente stare in panchina, fregarsene, invece è voluta scendere in campo per avere un termometro rispetto al proprio operato. Quindi ritengo che oggi più che mai noi dobbiamo sostenere Giorgia in tutte le maniere possibili e immaginabili. Grazie e buon lavoro a tutti voi.